5 arresti per corruzione, falso ideologico, truffa, contraffazione di documenti per il rilascio di carta di soggiorno e indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato. Nel mirino di un'operazione della squadra mobile di Modena è finito il centro di formazione linguistica Diffusion World, con sede operativa a Marghera. In carcere uno dei responsabili della società di 41 anni, mentre la moglie di 47, anche lei tra i responsabili, è agli arresti domiciliari. Così per altre 3 persone, una donna di Piacenza, un marocchino, un tunisino. Secondo l'inchiesta, il gruppo rilasciava certificati di lingua italiana a stranieri in cambio di denaro, senza verificare l'effettiva conoscenza della lingua. L'indagine, che vede indagate altre 25 persone, ha fatto luce su un sistema che faceva capo proprio alla Diffusion World, accreditata presso l'Università per Stranieri di Perugia. Si occupa dell'esame che permette il rilascio dell'attestato di conoscenza della lingua italiana CELI di livello A2, uno dei requisiti necessari per l'ottenimento del permesso di soggiorno di lungo periodo, al pari della residenza italiana da almeno 5 anni e della certificazione di un reddito minimo. Tutto è partito dall'ufficio immigrazione della Questura di Modena, quando gli addetti alle pratiche per i permessi di soggiorno si sono accorti che diversi immigrati esibivano la certificazione, ma non sapevano l'italiano. Parallelamente i poliziotti hanno notato che tra gli stranieri circolava un volantino pubblicitario per gli esami di lingua, con riportati alcuni contatti telefonici, immediatamente finiti sotto intercettazione. In breve sono risaliti all'agenzia veneziana. Si è scoperto che gli esami erano completamente falsati, ai candidati venivano fornite le risposte. Nel corso dell'indagine è emerso poi che alcuni cittadini stranieri hanno sostenuto l'esame presso un phone center di Modena, luogo non idoneo, per poi far figurare la sessione d'esame in un altro comune, dove invece i test si svolgevano solitamente presso le sale congressi degli hotel. Queste facilitazioni costavano tra i 450 e i 700 euro, rigorosamente in contanti, a fronte di un costo di iscrizione standard di 35. Le prove si sono svolte in Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige, Toscana e Lazio. La polizia ha stimato il coinvolgimento negli ultimi 2 anni di circa 6.000 stranieri, ora in possesso di un titolo falso. A questa cifra fa da contraltare il guadagno illecito della società di Marghera, che ammonterebbe a circa 2 milioni di euro. I coniugi veneti, titolari di diverse cooperative e strutture alberghiere nel nord-est, reimpiegavano questo denaro in uno stile di vita lussuoso.